Avvocato Ceci, Sì, prego. buongiorno. Senta, signor Cardoni, buongiorno avvocato Diamante Ceci. Senta, lei dove ha vissuto? Mi sente? Scusi, era staccato il microfono. Prego. Io abitavo a via Domenico Baffico. Senta, prima di vivere a via Enrico Baffico, dove ha trascorso la sua infanzia e adolescenza? Infanzia, io purtroppo sono stato, diciamo, allontanato da mia madre a 11 anni e dovevo stare in collegio. E dove è Però stato? di fondo stavo sempre a Ostia. Dove è Sono stato? stato alla città dei ragazzi. Prego. Dove è stato in collegio? Alla città dei ragazzi 2 anni, poi sono stata alla Nuova Stagione che era una casa famiglia. Diciamo ho girato varie cose, ma io comunque sia scappavo sempre, quindi mancavo 2, 3, 4 mesi. C'è un sacco di denunce per scomparsa. Senta, ma lei non ha vissuto in Calabria per un lungo periodo? No, No. Senta, quando è che si è trasferito a vivere stabilmente ad Ostia? mia madre dal 2004-2003 che abitava a Ostia, abitava alle Case Rosse, poi si è trasferita a via Vasco de Gama. Diciamo io ho sempre frequentato Ostia da ragazzino. Sì, ma io non le sto chiedendo se lei ha frequentato Ostia, io le sto chiedendo dove lei ha vissuto, perché ci ha detto che lei all'età di 11 anni è stato allontanato da sua madre ed è stato posto in casa famiglia, giusto? Sì, ma io scappavo e stavo in giro. Quando poi è tornato a vivere a Ostia stabilmente? Alla maggiore età? Stabilmente sì, a maggiore età. Alla maggiore età. Diciamo fino a 17 anni c'avevo una villetta a Lido Scalo che era mia e ce l'ho avuta da 15 a 17 anni. Quindi lei da sta 15, mia. ascolti, dai 15 ai 17 anni ha vissuto da solo in questa villetta? O era ancora in casa famiglia? Era a mia disposizione, però purtroppo quando magari le forze dell'ordine mi riacciuffavano oppure ritornavo in collegio perché magari mi convinceva mia nonna, mi convinceva mia madre, stammi tranquillo, magari qualche mese in collegio e poi riscappavo. Senta, ma lei fu riconosciuto alla nascita da suo padre? No. Domanda non ammessa. Non ne vedo la pertinenza, avvocato. Senta, lei ci ha detto che suo padre era... Chi era? Cardoni? Cardoni Massimo. Cardoni Massimo. In che rapporti era con Galleoni? Con Giovanni Diciamo Galleoni? un po' scontroso. Aveva dei buoni rapporti con Galleoni Giovanni? Diciamo quando erano più giovani sì, ma agli ultimi 15 anni no. Gli ultimi 15 anni che cosa intende? Intendo dal 2004 in poi si sono sfasciati questi rapporti. Quindi dal 2004 fino alla morte di suo zio Galleoni non aveva nessun rapporto con suo padre. Senta, lei ha sempre vissuto, oltre che con sua madre, anche con suo padre? No, con mio padre poco e niente. Quindi poco e niente, perché? Perché magari lavorava al furgone e mi buttavo, che ne so, una settimana a casa sua. Non mi piaceva fare più di tanto una vita lecita e quindi continuavo per la strada mia. Senta, in che anno ha avuto lei un'ischemia? Perché ne parla a verbale del... No, non ho sentito, avvocato, ripete. Sì. Nel 2000, Aspetti, prima di rispondere, aspetti. In che anno? È stato colpito da un'ischemia. Ah, ecco. Ce n'ho avute 3. Ottobre 2011, sì. Quando le ha avute, scusi, tutti e 3 nel 2011? Sì, tutte a ottobre, con 2 giorni. A ottobre del 2011 ha avuto 3 ischemie. 3 ischemie. Perfetto. E quanto è stato ricoverato per queste ischemie? Una settimana all'ospedale GB Grassi. E poi si è ripreso tranquillamente? No, diciamo che ho un deficit alla mano destra, ho meno forza del dovuto e ho perso più da metà della forza sul braccio destro. Perfetto. Senta, le volevo chiedere, lei a un certo punto quando parla di Esposito, quando dice che nel 2010 insieme a Lelli, a Massimo, faceva il recupero, in quell'Esposito a chi si riferisce?
Esposito Cristian. Quindi non parla di Esposito Marco. Senta, un'altra cosa. No. Quanti rapporti ha avuto con Esposito Marco? Quante volte lo ha visto? Ma l'ho visto un centinaio di volte. Centinaio di volte, perché lei al verbale del 5 febbraio 2016, a pagina 29 e seguente, dice in realtà che Esposito Marco lo ha visto una volta a casa sua, una volta l'ha accompagnato al Castoro. Non fa riferimento a rapporti assidui con Esposito Marco. Ah sì, ma si abita a Via Baffi che tutti i giorni vado a comprare colazione al bar dei cinesi, è logico che lo vedo. Lei mi ha chiesto quante volte ha visto. Vede. Io non le ho chiesto quante volte l'ho visto, ho detto qual tipo di rapporti ha avuto, quante volte l'ha visto nel senso di rapporto. Comunque ho risposto alla mia domanda. Specifico. Sì, specifico. Mi conferma che lei, Marco Esposito, lo ha visto una volta a casa sua, da quello che lei ci racconta, e una volta l'ho accompagnato al Castoro? Sì, confermo, ma non sono state le uniche 2 volte che ci avuto a che fare con lui. Lei nei verbali che ha reso il 28 gennaio, il 5 febbraio 2016, okay. il 14 aprile 2016, l'11 marzo 2016, che sono i verbali che attengono a questo procedimento, fa riferimento sempre e solo a queste volte. Poi oggi probabilmente ricorderà meglio, ne prendiamo atto. Ma magari quelle 2 sono state quelle più significative, però comunque sia lavorato in Vietta. Senta. No, avvocato, faccia la cortesia, però non interrompa la risposta. Prego, continui. No, dico, quelle là sono state le 2 volte, diciamo, nell'ultimo contesto che ho abitato a Ostia, sono quelle più significative, tra virgolette, cioè che volevano sta casa, che l'ho accompagnato là. Poi ripeto, se lo incontravo così per caso, oppure cioè, non è che mi devo mettere a elencare tutte le persone che ho visto così per strada. Perfetto. Va bene. Mi ricordo quelle in particolare perché sono successe quelle cose. Va bene. Senta, lei tutto quello che ci ha riferito, ci può dire da chi lo ha preso? Da Marco Esposito. Da Marco Esposito. Tutto quello che lei ha riferito oggi in relazione a Marco Esposito? Tutto. No, aspetti. Se magari è più chiara nel parlare, io so più chiaro nel rispondere. Il punto è questo, del fatto che lui ci avesse ste case, del fatto del suo sudamericano, del fatto che lui vendeva a Sarroca, che doveva entrare in batteria con loro, ma ha detto lui. E ci stavano l'altri 2 ragazzi, cioè Michele e Fusinato insieme. E questo quando gliel'avrebbe detto? Io faccio esempio. Quando gliel'avrebbe detto questo lo può contestualizzare? Era maggio 2015. Maggio 2015. E dove sarebbe avvenuta questa conversazione di maggio 2015? Tra via Umberto Cagni e via Baffico. Quindi per strada eravate? Quando le ha fatto questa proposta? Anche a casa sua, ha insistito anche a casa sua, ha insistito sotto il portone di casa mia, è venuto più volte a darmi fastidio con questa proposta. Perfetto, ne prendiamo atto. Ok. Senta, e invece le altre cose di cui ha riferito? Le faccio un esempio del fatto... Le altre cose che... Prego. Del fatto che... Io non so gli imputati, chi so tutti gli imputati, però insomma prima qualche nome ho sentito. Quando l'ha sentito? Quando stavo qua. Quando stava qua. Che cosa ha sentito mentre stava lì? Che cosa ha sentito mentre stava lì? Ho sentito nomi di persone che conosco, Sagogni di Lorenzo, che è Malavita, il soprannome è Malavita, Kevin di Napoli è quello su adesso sullo schermo. Quindi lei vede, ci vede lì? Scusi, lei nel sito ci vede? Per ci forza, vede? avvocato, se no non sarebbe garantita la videoconferenza. Perfetto, quindi ha visto anche gli imputati quando hanno risposto all'appello? No, quello no. No, e che cosa ha visto? Vedevo le immagini, io purtroppo so con lo schermo, so con la luce spenta perché ho avuto questo problema dell'ischemia e la luce mi dà fastidio, mi fa girare un po' la testa, quindi non è... Lo schermo manco so guardare se gli interessa, cioè o guardo e non lo guardo, non mi piace vedere tanto le luci, le fonti di luce. Senta, lei oltre all'appello che altro ha sentito di questa udienza? Questo, basta.
Dal carcere c'è sta Tizia e Caio, basta, non è che... Poi ho chiesto al cancelliere che sta qua accanto a me, quando comunque sia, e ho sentito che non c'era l'avvocato mio, ho detto ma me posso allontanare, ma posso andare a fumare una sigaretta? E se poi ha chiamato lui a Roma e abbiamo distaccato il collegamento. Quindi non è che ho sentito cose segrete, penso. No, era solo per capire. Senta, dov'era il lungomare in cui avvenivano, lei ci ha detto, quando smette... Lungomare Toscanelli. Lungomare Toscanelli. Senta, Esposito Marco, lei ci ha detto che prima lavorava per suo zio? In che anni? Sì. Ce lo sa collocare 2007, temporalmente? 2008. 2006, 2007, cioè l'anni dal 2006 al 2009, non gli so dire l'anno preciso, però non ci ha lavorato cioè non è che ci ha lavorato per anni e anni in Vietta, perché comunque sia cioè, purtroppo Marco c'ha un carattere un po' troppo aggressivo con la gente, si metteva subito in puzza, per poco sbroccava, quindi non avendoci un comportamento tanto tranquillo Giovanni ha allontanato. ma questo gliel'ha detto suo zio Giovanni? No, lo so perché c'è stato pure io quando è stato allontanato. E poi che è successo? Quindi lei lo colloca aspetti, lei lo colloca 2006, 2007, 2008, giusto? Allora, io posso collegare che Barboncino lavorava per i Fasciani nel 2008-2007. Perché io comunque andavo tutti i giorni da Carmine Fasciani a prendermi il pranzo, così andavo al village tutti i giorni e mi è capitato di incrociarlo là, cioè di incrociarlo con Alessandro Fasciani. Incrociarlo con Alessandro Fasciani. Poi che succede? Poi è successo, io comunque sia ho continuato a strada mia, sono tornato in Vietta, Barboncino e Fusinato e Cirilli non ci stavano più ma in Vietta che cosa intende? Per Vietta intende la via? Sempre via Antonio Forni. Via Antonio Forni. Senta, quindi non c'erano più e lei ha dedotto che non ci lavorassero più. Sì. Senta, lei poi è stato detenuto? Quanta detenzione ha fatto e in che anni? Allora, fammi pensare, nel 2000... hanno carcerato aprile 2009 e ho fatto 9 mesi per lesioni aggravate e mi sembra ho fatto 8-9 mesi. Poi mi hanno ricarcerato dopo un mese perché non è andato a firmare, mi hanno portato al carcere di Civitavecchia e sono stato là fino a marzo del 2010. Dopo un mese e mezzo mi hanno ricarcerato un'altra volta, sempre per quella cosa, e mi sembra che sono uscito a dicembre del 2010, se non erro, e date precise ne so. Senta, lei nell'interrogatorio che rende il 28 gennaio del 2016, sì. Lei ci dice che nel 2011, quando è stato ucciso suo zio Galleoni, lei ha notizie del fatto che l'esecutore materiale fosse Esposito Marco. Lo conferma di aver riferito questo a pagina 73? Sì, le spiego anche il motivo, se posso. Guardi, a me interessava solo la conferma di quello che lei ha detto a verbale. Continui, prego, ascolti, continui a spiegarci. Voci che circolavano, è stato anche, le spiego, la voce che circolavano era che Barboncino, Daniele Pergola e Marco Ottavio, detto Marco, avevano sparato a Giovanni e a Franchino, gente che diceva che era stato egiziano con Ottavio e con Ruben, ci stavano varie versioni, diciamo è stato anche quello il motivo che non volevo collaborare con Barboncino, il dubbio che potesse centrare che la morte di mio zio l'ho evitato, come ho evitato Massimo Durante, perché se la faceva prima con mio zio, poi è morto, è passato dai spada, e quindi non mi andava ad averci a che fare con uno che ci ha avuto a che fare con
tra virgolette, con quelli che hanno ammazzato mio zio. Ma questo perché lei lo Ecco perché sapeva? non ho collaborato. Perché era quello che si diceva in giro? Ma era palese che erano stati in spada, no? Romoletta aveva fatto una brutta figura ai Case Rosse, bella potente. Senta, lei oggi ci ha detto che ha accompagnato Marco Esposito al Castoro aprile-maggio 2015? Maggio 2015. Ok, perché a 4 e 5 dell'interrogatorio del 5 febbraio lei fa riferimento invece a luglio 2015. No, era maggio, e mi sarò confuso io, signor avvocato. Confuso. Va bene. No, lo sai perché glielo dico con certezza che era maggio? Perché a giugno in spada mi hanno levato casa e lui voleva sta casa prima, quindi era maggio. Nessun'altra domanda al momento. Grazie. Ci sono altri? Sì, avvocato Amadeo? Presidente, sì, grazie. Signor Cardoni, buongiorno. Buonasera, buongiorno avvocato. Ha ragione, quasi buon pomeriggio. Senta, lei ha risposto all'avvocato Ceci dicendo che ha trascorso la sua infanzia sempre a Roma, a Ostia. Sì. Sbaglio o in un altro procedimento nel quale lei ha reso dichiarazioni era invece emerso che lei aveva trascorso un lungo periodo in Calabria? Solo se lo ricorda, perché il dato mio è un altro, magari... Io non so sta Calabria da dove è uscita, scusi, perché è la seconda persona che mi dice, io non ci sono mai stato in Calabria. Lei ricorda di aver reso dichiarazioni nel procedimento su Burbe? Ma io non ho mai detto la Calabria. Perfetto. Io sono andato in Calabria, non ho mai detto. Bene. Senta, sua madre è calabrese? No, mia madre è romana. Romana. Senta, lei ha riferito che, se ho capito bene, dal 2004 Massimo Cardoni, suo padre, Sì. non aveva più rapporti con Giovanni Galleoni, è corretto? Sì, E lei ha affermato però che aveva rapporti con Giovanni Galleoni, lei intendo dire Michael Cardoni, dal 2006-2007. La mia domanda è, ma lei aveva rapporti prima. anche prima? Anche prima. Sì, prima che si opera mi pare Massimo. In che senso, scusi? Me lo può collocare temporalmente, per Nel favore? senso che io ho conosciuto mi pare nel 2004, Ecco. ma io Giovanni e Franchino già li conoscevo. Ah, quindi Già conosceva collaboravo prima con loro. Galleoni rispetto a suo papà. Sì. Quindi chiedo scusa, perché prima la collega ha rivolto una domanda che non è stata ammessa, anche perché ne resti traccia. Lei quando ha cominciato a chiamarsi di cognome Tutta Cardoni? strumentalizzazione che parte sempre, e qua occorre Quindi lei prima del sottolinearlo, 2013 e segnatamente nel 2004 conosceva Giovanni Galleoni, che era il parente poi di Cardoni Massimo, suo papà, pur non Cugino conoscendo di suo primo grado. padre? Pur non conoscendo suo padre? Io ho conosciuto mi pare nel 2004. Ecco, però ha cominciato ad avere il cognome, diciamo il cognome della famiglia, posso dire Baficchio, in questo senso, nel 2013, ma prima comunque lei frequentava già Galleoni, ho capito bene? Sì. E Galleoni sapeva che lei era il nipote? L'ha saputo dopo Dopo quando? e diciamo quando l'ha saputo ha provato a mettermi un po' sulla retta via, no? Signor Cardoni, può All'inizio dirmi in che provava a anno, dire- se è possibile, in che anno ha saputo? 2006 Giovanni mi disse, 2007 qui mi disse guarda segui tuo padre, mettiti a lavorare col furgone che sul lungomare l'oro de Ostia sono le spiagge, cambia vita perché io vedi io che vita che so fa, qua ci stai un giorno, il giorno dopo non ci stai più. Io ho provato a lavorare con mio padre, ma mio padre purtroppo non stava tanto, cioè, Ho non capito. faceva una vita tanto decente e preferivo stare per strada. Signor Cardoni, e lei nel 2006 quanti anni aveva? Michael, intendo dire, lei? 18. Quindi lei a 18 anni, se ho capito bene quello che sta riferendo oggi, a 18 anni lei seguiva già suo zio, ma non sapeva che era suo zio, non sapeva che era suo zio però, perché poi nel 2013 lei diventa Michael Cardoni, ho capito bene? No, non ha capito bene. me lo Io spiega, ho per favore. conosciuto mio zio nel 2003, mio padre nel 2004, quindi io già lavoravo per Giovanni Galleoni nel 2003, mio padre l'ho conosciuto nel 2004.
Però, so il contrario di quello che sa di lei. Però scusi, lei nel 2004 conosce suo padre, il quale, se ho capito bene, la riconosce nel 2013, vero? Sì, quindi la mia domanda è questa, signor Cardoni, la mia domanda magari sono anch'io, non sono neanche molto brillante nel porre la domanda, voglio sapere, lei nel 2003 frequenta Galleoni alias Baficchio, è il figlio naturale di Massimo Cardoni ma non lo sa? Sì. Perfetto. Senta, lei ha mai conosciuto Massimo Durante di persona? Certo. Ecco, lei ha delle foto in bianco e nero lì davanti? Adesso no, sta là al fascicolo. Vabbè, allora posso chiederle di che colore ha gli occhi Massimo Durante? Scuri, chiari, verdi, rossi? Azzurri. Azzurri. Ricorda se ha dei tatuaggi? Sì, è pieno di tatuaggi. Anche in volto? Sulla gola, mi sembra. Bene. Ricorda dove lo ha incontrato Massimo Durante? Anche un'occasione, una circostanza? Lo incontravo in Vietta, lo incontravo a Piazza Barone, lo incontravo sotto casa di mia moglie, cioè, Ossi è quella. C'è incontri da tutte le parti. E Massimo Durante era un ragazzo di strada, quindi come diceva lei della Vietta, o aveva un lavoro che lei sappia svolgere? Diciamo che Massimo Durante fino al 2006 era una brava persona, cioè si allenava, era un po' così, non era... Diciamo lei li ha messi sulla cattiva strada, lui a Capobianchi e Esposito Cristian. Ecco. Perché lei era quella addetta a cercare la manovolanza in giro per Ostia. Bene. Senta, ricorda in che anno lei però ha incontrato Massimo Durante? La prima volta penso nel 2007-2008. Ecco, ed era diciamo già nel traffico di stupefacenti, nello spaccio di stupefacenti, o era un ragazzo normale, aveva un lavoro che lei sa? Un ragazzo normale, se lavorava non lo so, però era normale. Perfetto. Senta, signor Cardoni, lei era tossicodipendente all'epoca? Mai stato. Mai stato tossicodipendente? No. Allora, le risulta se nel procedimento Suburbe è emerso che in realtà lei e anche la sua moglie o ex moglie, anch'ella collaboratrice di giustizia, invece foste grandi assuntori di cocaina? Le risulta questo? Io ho pippato 2 volte in vita mia e non me ne vergogno. Quindi lei non aveva debiti di stupefacenti al momento in cui ha cominciato a collaborare con la giustizia? Mai avuto i debiti, mai. Mai avuto i debiti, perfetto. Ci posso avere un sacco di difetti, ma i debiti non ci ho mai avuti. Con nessuno. Benissimo. E non me lo rogo. Senta, una curiosità, signor Cardoni. Lei ascolta per caso Radio Radicale? No. Ha letto mai qualche atto di questo procedimento, di questo dibattimento? No. Si interfaccia con qualcuno degli inquirenti dei carabinieri di Ostia prima delle udienze? Mai. Non posso chiamare poi... Non posso chiamare perché è vietato. No, glielo chiedo perché lei ha fatto una battuta che è esattamente la stessa battuta fatta in questo dibattimento qualche udienza fa sul fatto che Massimo Durante nel 2007 avesse 18 anni. Esattamente le stesse parole, quindi la mia curiosità era se avesse letto qualche atto o sentito la radio magari, perché senza pensar male pensavo avesse letto. No, è una casualità, perfetto. Grazie Presidente. Di nulla. Sì, Presidente, avvocato Gianluigi Raponi per la posizione di Severa Massimiliano. Buongiorno Cardoni. Buongiorno, senta, avvocato. Buongiorno. Conosce Severa Massimiliano personalmente? Sì. In che circostanze lo ha conosciuto? Quante volte ci ha parlato? Più o meno? Poche volte. Poche volte. Beh, buongiorno, buonasera. Quindi non lo conosce personalmente, lo conosce per, diciamo così, di vista? Lo conosco perché lavorava nella Vietta, io gestivo la Vietta e quindi lo conoscevo. Gestisce la Vietta. Senta, i fatti che lei riferisce in relazione naturalmente alla posizione di Severa Massimiliano li ha presi personalmente, cioè li ha vissuti lei o comunque le sono stati riferiti? O ha intuito un qualche cosa vedendo Severa alla Vietta? Allora, ho intuito no, perché ero io che comunque sia davo la sostanza ai ragazzi, quindi
gliela davo io, quindi c'ero io. Che magari ho intuito il rapporto con Severa qui Spada, cioè con Ottavio Spada e Nando Resiglia, perché l'ho visti. Vabbè, io ieri la mia, in Vietta c'è stato, stava là per noi. Quindi stare in Vietta equivale a spacciare? Sì. 7,50 euro non si può fare pezzo, vendevano tutti. Va bene, grazie. Senta, relativamente invece, diciamo così, tra virgolette, alla carriera di Massimiliano Severa, ci può riepilogare quelli che sono stati i suoi, tra virgolette, sempre schieramenti? Allora, come l'ho detto, fino al 2011, 2010 penso pure, bazzicava sempre a Vietta, stava sempre con Leli, stava sempre con Sandrino. Quando è morto Giovanni, io mi ricordo che comunque sia, è morto Giovanni nel novembre 2011, io nel 2012 ho preso casa a Via Baffico, comunque sia lo vedevo assiduamente con Ottavio Spada. Oh, però io... Quindi... allora, lei poc'anzi ha detto alle domande del pubblico ministero che inizialmente Severa faceva parte della organizzazione, chiamiamola così, di suo zio. Ci può precisare soltanto temporalmente da quando a quando ha fatto parte di questa organizzazione? Allora, come ho detto al pubblico ministero, io non c'avevo padroni, quindi mi mettevo in Vietta quando mi pareva, cioè se ci volevo stare 2 mesi, 3 mesi, una settimana. Dal 2006 al 2011 che è morto, svariati anni Severa stava là a spacciare per Giovanni, ma non gli so di 2006, 2007, 2008, 2009, è sempre stato in Vietta. Sì. E lei sta tutti i giorni in Vietta, Cardoni, scusi, lei sta tutti i giorni in Vietta ad osservare questi movimenti? Ma io non stavo, io facevo come mi pareva. Sì, ho capito, la domanda è questa, se stava tutti i giorni in Vietta dal 2006 al 2010 a osservare questi movimenti, e quante volte ci ha visto Severa, visto che diciamo si parla di precisione? Severa ci ha visto una ventina di volte in Vietta. In quanti anni? Sempre là. In quanti anni? L'ha visto una ventina di volte in quanti anni, scusi? Non è in 4 anni. In 4 anni 20 volte. Perché c'erano dei turni in Vietta. I turni, c'era chi lavorava la mattina, c'era chi lavorava al pomeriggio, c'era chi lavorava la notte. E lei come fa a sapere chi lavora scusi Cardoni, lei come fa a sapere chi lavora al pomeriggio, la notte? Non lo so, c'è un elenco, un qualche cosa da cui si può riscontrare che chi lavora la mattina o al pomeriggio? No, non c'è sta un, come si dice, un fascicolo che Giovanni ha scritto con i turni, no? Vabbè. Purtroppo no. Purtroppo no. Senta, successivamente invece diceva, sempre le domande del pubblico ministero, che Severa, diciamo, è passato sempre, naturalmente presuntivamente, asseritamente, in un altro schieramento. Ci può dire quando e chi era quest'altro schieramento? Era il 2012 col Clan Spada. Col Clan Spada nel 2012. Fino al non ce lo sa dire. 2011. Io sono andato via da Ostia nel 2015 e mi ricordo che era il 2013, 2014, mi era venuta gente a casa che sto Severa ci aveva preso una partita di fumo buona, lui abita ai Case Rosse se non erro, ma non so dove è preciso. Io ho fatto stare che mi sono tirato fuori, ma no, non so se rileva, Cardoni. Vengono altre domande, Presidente. Grazie. A posto. Altre domande? Senta Cardoni, lei prima ha fatto riferimento a una persona che ha chiamato Lele. Chi sarebbe questo Lele? Lelli. Lelli? E chi sarebbe? Sì, Lelli. Lelli chi sarebbe? Massimo Massimiani. Massimo Massimiani. Ho capito, va bene. Domande? Domande? Possiamo chiudere? Avvocato Ceci, qualche ulteriore domanda su quello che già ha detto? No, io volevo, possiamo chiudere per me con Cardoni. Ecco, allora grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Presidente, volevo prima di chiudere l'udienza, Esposito. Ma infatti non chiudiamo l'udienza, c'è anche l'esame degli imputati oggi. Sì, no, e poi c'è anche un altro test che dobbiamo sentire. Esposito voleva rendere una dichiarazione.
Esposito vuole Sì. rendere una dichiarazione? Va Sì. bene, se è pertinente Sì, adesso. se gli date, però magari licenziamo prima l'altro test che da stamattina che aspetta, se siete d'accordo. Quale test? È il test di Salvatori. Ah, Chiedo scusa Presidente, Sì. chiedo scusa se interrompo anche la collega Ceci. Ho un treno per Milano fra un'ora, mi allontano dall'Aula, chiedo scusa e nomino sostituto l'Avvocato Ceci. Volevo però produrre della documentazione relativa a Massimo Durante, cui ha fatto riferimento il test dicendo che non sapeva se lavorasse. Sono due qualificazioni professionali relative al periodo in cui sarebbe stato incontrato dal Cardoni. Posso farlo adesso o alla prossima udienza? Come preferisce, Avvocato? Ormai è qui con un indice, Visto lo che produco. sta lì, tanto vale. Grazie. Allora, su questa produzione il pubblico ministero? Gli altri difensori credo che non abbiano interesse. Stamattina vi ho chiesto se qualcuno di voi aveva da dissentire all'anticipazione del test di Salvatori che si chiama, che è venuto per errore. non è lavoro, lo studio che Nessuno ha detto nulla, da cui si argomenta che si può sentire, siccome credo che sia breve la deposizione, guardando la lista test,